Mancano 20 secondi al via della seconda corsa, sono in pista i puledri di 2 anni. Favorita Centuria S, allieva di Holger Ehlert e Roberto Vecchione, in una corsa affatto scontata. Si va in partenza, sono in 8 puledri al via, con l'1 Charlie Brown F, Luca Lovera, 2 Clarissa Maurizio Cheli, 3 Kate Laxmi Alessandro Muretti, 4 Centuria S Roberto Vecchione, 5 Sirano Prince TC Vincenzo Piscoli dell'Annunziata, 6 Clown B Andrea Vitagliano, in seconda fila 7 Coffee Time B Riccardo Pezzatini, 8 Country Matley Battista Congiu. Favorita in chiusura è Centuria S, si ritrae dall'ala Clown B. Si parte con la velocità da parte di Centuria S, che prende l'iniziativa nei confronti di Clarissa, poi Charlie Brown F, Kate Laxmi all'esterno che ha posto per parcheggiare in terza posizione avanti a Cyrano Prince TC, il quale si apre di galoppo a imboccare la prima curva. In vantaggio Centuria S nei confronti di Clarissa, poi Kate Laxmi, ancora Charlie Brown F a precedere Coffee Time B, quindi Country Matley Clown B si rimette alla retroguardia Cyrano Prince TC. 15,6 per i primi 200 metri da parte della battistrada Centuria S, che va verso il completamento del primo quarto di gara, passato in 32, risale all'esterno Clown B, che si porta a lato di Coffee Time B, la quale è in quinta posizione. Mentre all'avanguardia si permette i propri comodi Centuria S, che precede sempre Clarissa, poi Kate Laxmi in mezzo anticipo sulle mosse di Charlie Brown F e di Clown B, si scosta definitivamente dai paletti Alessandro Muretti, che va all'esterno con Kate Laxmi, va al lato di Clarissa, guadagna lungo la corda Coffee Time B, in pariglia c'è Charlie Brown F, 1, 4 e 3 per il mezzo miglio iniziale, con un paletto in 15,6 davanti alle tribune. In vantaggio Centuria S, sbaglia Kate Laxmi lasciando seconda alla corda sempre Clarissa a precedere Coffee Time B, che si avvicina ai primi due. Alle prime due, sposta all'esterno di scatto Coffee Time B, che va al lato di Clarissa e prova a portarsi su Centuria S, la quale cerca di scappare il più possibile sulla dritta di là. 15,2, 1,34 e mezzi, 3/4 di miglio in vantaggio Centuria S. Coffee Time B, che ha dato uno spunto di 100 metri, poi si è affievolito un pochettino, in vantaggio sempre Century, prova a tornare Coffee Time B, Clarissa che ha del buono da spendere e andrà in open stretch, in vantaggio Century S, Clarissa che va di dentro, Coffee Time all'esterno, si difende Century S, prova a dare lo spunto Clarissa, Century AS che si difende fino in fondo, sbaglia Clarissa che lascia il secondo a Coffee Time B, per il terzo Charlie Brown F. 29,9 gli ultimi 400 metri, 1 minuto e 1 decimo gli ultimi 8, 1,17,8 il ragguaglio cronometrico per Centuria S, il primo successo per la figlia di Pasha Lest e Doria AS, che in retta d'arrivo viene a controllare il finish da parte di Coffee Time B. Sfortunata Clarissa, che ha provato per andare in open stretch, ma evidentemente la corsia interna non è piaciuta alla figlia di Exploit Caf, che prima si è messa brutta e poi ha sbagliato. Il successo allora per Centuria S, Roberto Vecchione, Holger Ehlert, i colori della scuderia Nice.